Nel video la vediamo ballare scatenata come una ventenne. La signora Minia di anni invece ne ha 93. Qui sta ballando durante una festa del reparto di oncologia dell'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Monselice, il reparto dove Minia fa volontariato. La sua storia è incredibile. Quando aveva 74 anni, Minia Moro di Este si ammala di cancro al seno. Dopo le cure è guarita e ha deciso di dedicare il suo tempo alla cura degli altri, di altri malati che come lei hanno affrontato o stanno affrontando un tumore. Oggi Minia, alla veneranda età di 93 anni, dispensa consigli. La prevenzione è fondamentale, ripete a tutti, fa parte di un'associazione Riprogettare la Vita e va in giro nei comuni della Bassa Padovana per informare e sensibilizzare ai controlli. Fa anche volantinaggio in bicicletta. Ex tennista, ex sciatrice, una vita da sportivo. La sua famiglia però è stata segnata dalla malattia. 5 dei suoi 7 fratelli sono morti di cancro e anche lei ha avuto un tumore e così ha deciso di portare un sorriso ai pazienti oncologici dell'ospedale di Monselice, a cui fa visita quasi ogni giorno.